Si sta avvicinando alla fine dell'anno, è tempo dunque di bilanci e tirano le somme le piccole imprese dell'area veneziana e della Marca Trevigiana. Il 2025 è stato un anno complicato, è emerso durante l'incontro di fine anno di 200 imprenditori e il 2026 prospetta sfide con i paesi emergenti, ma si prevede una crescita di 1 punto percentuale. L'anno sta per finire ed è tempo di bilanci per guardare al futuro. Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese di Treviso e Venezia, nell'incontro degli auguri ha ospitato economisti e 200 imprenditori per capire cosa riserva il 2026. Il Centro Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, Vederosa, prevede una crescita in tutta Italia, anche se di un solo punto percentuale. Importante sarà la crescita della domanda interna e all'estero si dovrà puntare sul mondo arabo. Nel 2026 la crescita dell'economia italiana sarà vicina all'1%, anche l'economia di questo territorio potrà crescere a questi ritmi e il contributo maggiore alla crescita verrà soprattutto dalla domanda interna, mi riferisco in particolare agli investimenti, ai consumi. Opportunità di crescita saranno presenti anche sui mercati internazionali e da questo punto di vista sarà importante riuscire a sfruttare, a cogliere le opportunità di crescita presenti soprattutto in alcuni paesi del Golfo, mi riferisco in particolare agli Emirati Arabi Uniti e all'Arabia Saudita. Nella Marca Trevigiana i piccoli imprenditori lamentano l'aumento del costo delle materie prime legato all'invasione della Russia in Ucraina e la carenza di personale, ma confidano sulla grande attrattiva che esercita il Made in Italy all'estero. Il 2025 ha visto un anno un po' problematico. Sostanzialmente un po' il problema e la situazione geopolitica ha sicuramente impattato in maniera determinante sull'andamento per esempio dell'acquisto delle materie prime e questo ci ha penalizzati sotto l'aspetto appunto della competitività e non solo questo ma ovviamente anche il costo energetico elevato rispetto a quello che sono gli altri paesi europei. Sicuramente, come dicevo, una situazione difficile, bene da una parte e però male dall'altra. Bene perché ovviamente comunque il Made in Italy è ritenuto un valore aggiunto importante per il resto del mondo, quindi abbiamo grandi potenzialità di crescita, però d'altra parte soffriamo di alcune situazioni, come ho detto prima, che ci penalizzano. Poi l'altra cosa che abbiamo riscontrato un po' da tutte le aziende, da tutti i settori, quindi in maniera veramente trasversale, è appunto la mancanza di personale preparato, altamente specializzato. Per i piccoli imprenditori della città metropolitana veneziana è il momento di fare squadra e investire assieme per non perdere la sfida che i paesi emergenti stanno lanciando. La competitività deve essere posta in testa agli argomenti dell'agenda politica regionale. Le sfide cui si accennava sono sfide cruciali per il sistema delle imprese del nord-est, gli alti costi energetici, i problemi relativi alla manodopera e soprattutto le incertezze geopolitiche generano nell'opinione pubblica e in particolare negli imprenditori forti preoccupazioni e timori. È necessario proprio per questo fare rete tra imprenditori, proprio per avere maggiore possibilità di incidere e per fare delle scelte strategiche che devono essere fatte non solamente a livello della singola impresa, ma ci sono decisioni e svolte che dobbiamo prendere tutti assieme come sistema delle imprese della città metropolitana di Venezia.